Grazie Stefano e soprattutto anche a Manuel ed Enrico per l'invito. Come hai giusto riportato, sono stata eletta a maggio e quindi sono venuta in sindaco da allora, e diciamo che riporto anche un po' il discorso che ha fatto Vittorio prima sulla responsabilità e l'impegno che questo comporta. Ovviamente a 21 anni è una scelta che io ho fatto e l'ho voluta, l'ho desiderata, però mi rendo conto che insomma c'è un carico di responsabilità e un impegno che a quest'età è difficile ovviamente prendersi. Però nel momento in cui credi di voler rendere migliore il posto dove vivi, il posto che frequenti, che può essere anche piccolissimo rispetto all'universo, infatti Gaiba ha meno di 1000 abitanti, siamo molto ridotti, però quando sopraggiunge l'esigenza di voler cambiare qualcosa, di sentire che puoi far parte di questo cambiamento, credo sia necessario mettersi alla prova. E quindi questa è stata la mia scelta principale riguardo l'assunzione, ecco, di questo mio incarico. Mi soffermo molto sulla parola scelta perché credo che poi è affine anche alla traccia che mi avete affidato, quella del voto dei giovani. Credo sia il sinonimo del voto. Scelta significa voto, voto significa scelta. Credo che sia un tema importante che diciamo sopraggiunge oggi nei processi politici e nei cambiamenti che ogni giorno vediamo a livello nazionale, a livello europeo, eccetera. Anzitutto, però, quando parliamo di giovani non generalizzerei il termine in relazione all'esercizio del voto. Credo invece che si possano distinguere diversi tipi di giovani in relazione a questo nostro diritto, che è poi anche un dovere, quale il voto. Vedo giovani disinteressati, vedo giovani attivi invece, vedo giovani che preferiscono non informarsi, neanche approcciare quello che può essere la loro scelta, quindi possiamo parlare di non solo un tipo di giovane in relazione al voto che si esprime, ma di giovani che fanno una scelta in base a supposizioni, considerazioni, a volte anche menefreghismo, invece in altre volte, in altri casi, tramite informazioni oppure la consapevolezza di quello che si sceglie. Porto un esempio che mi ha un po' colpito, mi è capitato, lo pensavo mentre Vittorio parlava, un mio amico, dopo le elezioni europee, visto che c'è confidenza, a questo mio amico gli ho posto la domanda chi avesse votato come partito europeo. E questo mio amico risponde partito pirata. Va bene, nulla da dire, la tua scelta, spiegami il motivo. Era bello il simbolo. Quindi questo può essere divertente, ma al contempo ci fa pensare e capire che c'è un abisso tra quello che è il nostro diritto, il nostro dovere di voto, quindi il modo con cui noi esprimiamo la democrazia e la consapevolezza con cui noi appunto la dimostriamo, che alle volte è dettata appunto da inconsapevolezza, da un essere condizionati tante volte da troppi tweet e poche leggi, quindi tante volte si cerca di leggere una serie di fake news senza mai capire cosa ci sta dietro, se è vero oppure no, e quindi manca questo appunto tema dell'informazione, della conoscenza. E diciamo che possiamo inserire un certo tipo di giovani in questo gruppo, ecco, dei disinteressati, di coloro che non cercano neanche di farsi un'opinione su quello che andranno a votare e seguono quella che è la massa, quindi poi
diciamo, esprimono un voto a caso che è dettato da molteplici fattori, ma non quelli che possono realmente motivare la loro scelta. E invece ci possono essere anche altri giovani, adesso prendo qualche esempio che mi dettano anche, insomma, gli amici e conoscenti che ho vicino in base anche di quello che parliamo assieme riguardo alla politica. Ci possono essere anche giovani che invece si sono disaffezionati della politica stessa perché come possiamo vedere ogni giorno è sempre più instabile. Anche solo l'esempio del nostro partito, giusto citavi, a livello provinciale, a livello locale, siamo in continua evoluzione, purtroppo mai in positivo. Ogni giorno capita una scissione e sono capitate più scissioni nell'arco di 10 anni che forse in tutta l'esistenza della politica. Quindi diciamo che se un giovane deve approcciarsi alla politica fa fatica proprio perché non la comprende, perché muta talmente in maniera veloce che viene difficile formarsi un'idea o una considerazione su quello che è il suo significato principale. Quindi ecco, giusto per stringere, perché voglio lasciare spazio alle domande, credo che, mi ricollego al termine iniziale, sia la scelta a fare la differenza. Scegliere significa informarsi, conoscere, capire perché io sono chiamato a dare quella certa preferenza piuttosto che un'altra. Quindi prendo il mio esempio personale, parlo della scelta perché io prima di entrare nel partito ho cercato di capire cosa volesse trasmettere, il suo valore, i suoi principi, i suoi obiettivi. L'ho confrontato con gli altri, anche se in realtà avevo già una idea preimpostata, però ho detto sì, scelgo il PD perché è il partito che mi rappresenta, e quindi vorrei che ci fosse questa consapevolezza, questa decisione anche da parte degli altri giovani, e che spero che possano avvicinarsi alla politica. Un'ultima categoria di giovani credo sia appunto quella che dedica il suo tempo, cerca di partecipare in maniera attiva alla vita pratica della politica. E oggi qui ne abbiamo un esempio, come lo è stato ieri. Prendete questi 3 ragazzi che creano un evento che forse in Polesine non è mai stato realizzato, e cercano di riconiugare la politica con il territorio e con tutti i temi che la circondano e che cercano di renderla migliore. Quindi io farei un grande applauso a Manuel, Enrico e Stefano, perché sono veramente dei promotori di stimolo per questa politica che, diciamo, ogni giorno ci mette a dura prova. Grazie.